L'Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Volley, Palmason, svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Amici di Tutto Udinese, siamo in diretta anche oggi, lunedì 28 aprile, con l'agenda, l'appuntamento quotidiano di Tutto Udinese che ormai avete avuto modo di conoscere. Qui con me c'è Mirko. Ciao Mirko. Ciao Jesse, ciao a tutti. Insieme per questa mezz'oretta di trasmissione per parlare di quanto è accaduto ieri con il basket, con il futsal, ma anche quanto accadrà tra 3 orette, perché l'Udinese scenderà in campo contro il Bologna per la 34esima giornata di campionato. Una partita difficile, ce l'aspettiamo così, perché insomma il Bologna sembra, no, lanciata verso obiettivi importanti di classifica. Di nuovo possiamo dire la rivelazione di questo campionato, dopo che già nell'anno scorso aveva sorpreso tutti, quest'anno forse sta facendo ancora meglio dell'anno scorso, perché dopo che ti hanno venduto i 2 giocatori forse più rappresentativi dell'anno, lotti comunque per il quarto posto, sei in finale di Coppa Italia, quindi sicuramente non ci aspettiamo una partita semplice. Sì, è una partita, l'ho detto, difficile, quasi dal pronostico chiuso, mi verrebbe da dire, 2 fisso, però insomma gli ottimisti magari penseranno, no, anche nella possibilità di fare un buon risultato, però io sinceramente, per tutti i fattori che abbiamo detto prima, per il momento del Bologna, per il nostro momento con l'Udinese che viene da 5 sconfitte consecutive, mi viene da pensare una partita già incanalata. Poi magari i nostri ragazzi ci sorprenderanno, ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo tutti, però sì, come stato di forma è indubbio dire che probabilmente il Bologna è una delle squadre più in forma del campionato, probabilmente ci metto assieme al Napoli, e l'Udinese invece è veramente dal lato completamente opposto, in cui arriva, come dicevi tu, Jesse, da 5 sconfitte di fila, quindi speriamo che ci sia effettivamente una reazione d'orgoglio e una scossa anche davanti al proprio pubblico per terminare questo periodo di 5 sconfitte di fila e riuscire a portare a casa un risultato utile, anche per dare un po' un segnale, una reazione insomma anche al pubblico, che comunque nei giorni scorsi ha anche chiesto un po' questo tipo di reazione. Sì, Udinese che scenderà in campo, no, parlando di formazione, con il 4-4-2, con qualche novità, una forzata, perché mancherà Iacabiol squalificato, l'altra invece è una lieta sorpresa, la definirei così, perché sembra che si vada verso l'impiego dal primo minuto a quest'oggi di Kenan Davis, che già col Torino era tornato facendo una buona mezz'oretta di gara. Questa sera, lo ha detto anche Runic in conferenza stampa, potrebbe essere il momento di rivedere titolare l'attaccante inglese. Che tipo di apporto credi che possa dare alla squadra? Bah, io penso che comunque l'Udinese ha dato il suo meglio in quest'anno, quando c'era effettivamente un attaccante con quelle caratteristiche lì. Io mi ricordo anche, soprattutto inizio stagione, quando hanno giocato Davis e Luca a 2 punte, che l'apporto era ancora maggiore, quindi secondo me l'Udinese ha bisogno di una punta fisica che abbia quelle caratteristiche, che sappia portare un po' sul pallone, perché abbiamo visto come nelle ultime 2 giornate con Iker Bravo, diciamo, ad agire un po' come punta atipica, mi verrebbe da dire, e diciamo l'Udinese un po' più faticato, mentre con Davis e con lo stesso Luca, quando ha giocato, adesso sappiamo out per infortunio, diciamo c'è un altro tipo di caratteristica, un altro tipo di stile di gioco che può apportare alla squadra bianconera entrambe le 2 punte, insomma. Sì, ancora qualche dubbio per quanto riguarda quella che sarà la seconda punta, perché c'è qualche ballottaggio, potrebbe essere riconfermato Pagero, che comunque, seppur con altre caratteristiche, non era dispiaciuto completamente contro il Torino. Potrebbe essere riproposto Iker Bravo, che viene anche lui da prestazioni deludenti, ma io non escluderei anche l'esclusione di Lovric con l'arretramento in mediana di Pagero. Potrebbe essere anche quella una soluzione, visto che Lovric
non sembra, no, nel suo miglior momento di forma. Sì, 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 beh, effettivamente possiamo dirlo tranquillamente che Lovric è stato contro il Torino obiettivamente il peggiore in campo, che un gol arriva da un suo errore e poi diciamo sull'1-0 quel gol mangiato sul, diciamo, quasi a porta vuota, quindi diciamo che il dubbio principale per questa sera del quanto riguarda l'Udinese è un po' quello legato al tandem d'attacco, no? Bisogna un attimo capire quale sarà. E secondo me, se venisse scelta questa opzione qua, Jesse, come dicevi tu, con l'arretramento di Pagero e l'ingresso subito di Iker Bravo, secondo me ne gioverebbe anche Iker Bravo, perché Iker Bravo da seconda punta abbiamo visto che può dare molto di più che non a giocare proprio da punta fissa e fungere lui da centravanti. Invece con uno come Davis, con uno come anche lo stesso Lucca, che però in questo caso penso a Davis se giocasse titolare, è uno che ha dimostrato di saper venire incontro, ottenere palla, permettere gli inserimenti. Secondo me, con Iker Bravo ad agire eventualmente da seconda punta, ne gioverebbe anche lo spagnolo. Sarebbe tra l'altro una coppia atipica, perché a memoria non hanno mai giocato insieme A i memoria due credo quest'anno. proprio di no, anche perché Davis obiettivamente anche Sì, le c'è sue stato poco, partite sì. c'è stato poco, stesso problema dell'anno scorso. Chi invece mancherà tra le file del Bologna sarà Ndoye, che è un giocatore importante questo, perché sta facendo una stagione veramente importante l'esterno svizzero. Una brutta assenza per Italiano, secondo me questa, che comunque lì sulla tre quarti vanta giocatori di un certo calibro. Pensiamo a Orsolini, che come ho già detto in altre circostanze è un mistero come non venga convocato in nazionale. C'è un giocatore che a me piace molto come Benjamin Dominguez, che quest'anno mi sembra un acquisto ben centrato, un giovane con caratteristiche interessanti. L'abbiamo detto, Bologna è sicuramente un avversario ostico e se è quinto o quarto in classifica non è lì per caso comunque. Non è lì per caso perché ha effettivamente delle individualità importanti, come hai citato tu. Io penso anche ai due attaccanti, perché Sì. Castro ha fatto veramente un girone d'andata molto buono, però adesso nel girone di ritorno si è svegliato anche dall'Inga, quindi comunque hai due opzioni in attacco molto valide e secondo me l'italiano è stato molto bravo a dargli una evoluzione tattica anche a livello difensivo, perché all'inizio anno il Bologna faticava a livello difensivo, invece adesso li vedo veramente molto più compatti. Poi davanti obiettivamente c'è talento, Sì. hai gente che salta l'uomo, hai gente che crea superiorità numerica e quindi sarà una partita molto dura e diciamo che per l'Udinese già è un bene che comunque Ndoye non ci sia, diciamo che è un pericolo in meno, ma non era solo lui il pericolo, quindi vediamo un po' come reagirà la difesa bianconera e anche perché con l'assenza di Biol bisognerà un attimo capire Sì, anche come lì si gestirà il tutto. esatto, dovrebbe essere Christensen il prescelto per indossare una maglia da titolare, ma insomma c'è anche la candidatura abbastanza flebile, no, di Cabasele e Giannetti, che sono un po' finiti in naftalina ultimamente. Non mi ricordo neanche quando hanno giocato l'ultima partita. Probabilmente insomma no, sarà Christensen che sarà chiamato anche lui, sarà chiamato anche lui una prova di riscatto. Sì, sarà chiamato anche lui, tra l'altro adesso giocando proprio da centrale puro in una difesa a 4, se sarà lui il prescelto, perché comunque l'abbiamo visto spesso giocare a livello come terzino nella difesa a 4 piuttosto che in un terzetto di difensori centrali. Quindi diciamo che sarebbe anche curioso vedere che prova può mettere in atto Christensen da difensore centrale in una difesa a 4, quindi comunque con Solé, e capire un po' l'impatto che avrà su questa partita anche lui. Quindi diciamo che ci sono diversi giocatori oggi che sono chiamati a dare una risposta importante, perché dopo la partita di Torino ci sono stati, non dico dei malumori, però insomma si è toccato un po' di atmosfera pesante, mi viene Sì. da dire, perché comunque ci sono stati tanti anche errori individuali, oltre al fatto che è arrivata una sconfitta alla quinta di fila, però obiettivamente dopo vedevi anche le occasioni sono state create, poi però non segni e regali 2 gol. Sì, poi è difficile far E punti. dopo è difficile Sì. far punti. Sì, tra l'altro Udinese che è stata sorpassata nel weekend dal Como, quindi adesso sembrano anni luce fa quando parlavamo di possibilità di Europa, adesso dobbiamo tenerci il 12° posto stretto, perché anche quello è un po' a rischio, no? Col Genoa, che se non sbaglio è subito lì nelle circostanze, e quindi c'è da fare punti per non sprofondare, dico io, perché il rischio di passare dalle stelle alle stalle è veramente alto con questo rendimento.
Sì, sono d'accordo. Adesso c'è da rispondere al Como, che tra l'altro mi pare che abbia battuto proprio, c'è stato ieri Como-Genoa, col Sì, Como che ha battuto il Genoa, esatto. quindi il Genoa è rimasto un attimino staccato, però ci sarebbe da rispondere al Como, che ci ha di nuovo sorpassato. Insomma, in una visione ipotetica, se oggi l'Udinese vince, si riprende il 10° posto a Sì. pari punti col Torino. Insomma, io credo che almeno un po' di comunque voglia di mantenere quel 10° posto, quella parte sinistra di classifica, dopo che praticamente per tutto l'anno sei stato lì, insomma, Sì. ci possa essere, proprio per non avere proprio una debacle finale che ti porti a veramente un finale veramente triste sotto questo punto Sì. di vista per quanto riguarda i risultati. Ovviamente chiudendo soltanto il finale di stagione, perché comunque salvezza ottenuta, Sì. bene, tutto quanto, però insomma va anche ci vuole anche una risposta, nonostante questo traguardo sia già bello che deciso. Dal calcio, dove le cose non stanno andando granché bene per l'Udinese, passiamo invece al basket, no? Dove il weekend ci ha portato delle notizie liete, oserei dire. Partendo da Udine, ieri grande festa al Carnera per la vittoria del campionato, la premiazione con tanto di coppa, festa che si è protratta fino alle ore piccole, no? Giustamente. Disco Carnera ieri sera Esattamente. per il popolo udinese. Tra l'altro è stata una partita comunque tirata, no, perché Udine ha avuto bisogno dell'overtime per avere la meglio di Torino, 108-101 il risultato finale. Insomma, Udine che chiude da vincente anche l'ultima partita, a certificare ancora una volta quello che è stato il percorso splendido della squadra di Vertemati, che a mio modo di vedere, no, nella giornata in cui viene consegnata la coppa non poteva perdere. Infatti è arrivata un'altra vittoria che è proprio la ciliegina sulla torta di una stagione splendida. Sì, la ciliegina sulla torta, anche perché, come dicevi tu, è stata una partita poi che si è decisa comunque all'overtime, quindi diciamo che anche per il pubblico presente, no, al Carnera è stata una bella battaglia, insomma una gara molto, molto tirata, molto combattuta, bella da vedere, anche a tanti punti, quindi diciamo che si è chiusa nel migliore dei modi, con una bella festa, una bella gara, e secondo me questa vittoria poi oltretutto dimostra ancora una volta quello che è stata la mentalità che ha accompagnato tutto l'anno questa squadra, perché comunque tu sai già di aver vinto il campionato 2 giornate dalla fine, vai a Pesaro, vinci, arriva alla partita finale, sei sotto e comunque trovi una gara che va all'overtime, vinci anche quella e quindi insomma chiudi comunque il campionato con 30 vittorie su 38 gare. Sì, è la dimostrazione di quanto il percorso della Pudine in questo campionato sia stato veramente netto e di quanto la promozione diretta sia meritata. Sì, ora tempo ancora di festeggiare, ma la società è già al lavoro, no, per allestire quello che sarà il roster che la prossima stagione prenderà parte al campionato di Serie A dopo 16 anni. Chi è già salito in Serie A 1 è a Udine, chi vuole provare a fare quella che sarebbe un'impresa, no, senza girarci troppo attorno, è Cividale che era già certa di poter partecipare ai playoff, ma era chiamata ad un ultimo match contro Orzinuovi per cercare di guadagnare il miglior piazzamento possibile in classifica, e si è chiuso con una vittoria la regular season della squadra di Pilastrini, 75-65 in favore dei cividalesi contro gli Orzinuovi, e quindi Cividale che chiude al 5° posto in classifica e si sa già quella che sarà l'avversaria al primo turno dei playoff, ovvero Forlì, con Cividale che avrà il vantaggio delle prime 2 gare in casa. Un vantaggio che sarà molto, molto importante per quanto mi riguarda, perché diciamo in un parallelismo il Palagesteco per Cividale è un po' veramente come il Carnera per Udine, quindi Sì. il fattore campo è stato un qualcosa che in questa stagione ha accompagnato entrambe le friulane, e quindi avere il vantaggio di giocare i quarti di finale con questo fattore, diciamo, a proprio favore, quindi di avere anche nell'ipotetica gara 5 la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico, e sappiamo che il Palagesteco per le Eagles è comunque un fattore non da poco, è un campo veramente molto caldo e può dare secondo me quella spinta in più, quindi innanzitutto complimenti anche a Cividale, perché come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, io credo che all'inizio della stagione
pochi, se non anche nessuno, potesse dire che Cividale in un campionato a 20 squadre sarebbe arrivata quinta alla fine della regular season, quindi alziamo le mani e facciamo comunque complimenti anche a tutto lo staff, tutta la dirigenza di Cividale, che ha raggiunto un grande traguardo. È chiaro che adesso anche Cividale vuole continuare a sognare, sarebbe eventualmente un passaggio del turno che regalerebbe comunque una semifinale poi storica in casa Cividale. Ma immagino sarebbe veramente l'apoteosi, no? Qualora Udine riuscisse a salire tramite playoff, vedere 2 squadre friulane in Serie A1 sarebbe qualcosa di incredibile, e che probabilmente, adesso non so bene, ma credo che nessuna città in Serie A abbia 2 squadre nella massima serie nello stesso sport. Sarebbe da controllare, non ne sono sicuro, Sì, ma sì, sì. ma sarebbe veramente un qualcosa di incredibile. Cividale che appunto disputerà questo playoff. Si sa, poi ai playoff può succedere di tutto, no? Spesso i pronostici non vengono rispettati. È dura perché ci sono tante squadre, Rimini su tutte, no? Che a lungo ha dato filo da torcere all'Apu per il primo posto. Però sei lì, ora te la devi giocare, no? Con quelle che sono le forze che ti sono rimaste, devi provare a giocartela fino in fondo. Chiaro, è ancora un percorso lungo, perché eventualmente un eventuale arrivo in finale comporterebbe il giocare fino ad inizio giugno, quindi è chiaro che è un dispendio di energie non da poco, però insomma, come dicevi tu, adesso anche Cividale è lì e si sogna, è giusto sognare, perché quando arrivi ad un certo traguardo, ad un certo livello, è giusto sognare, poi dopo il campo sarà il giudice di quanto succederà. Secondo me è chiaro che comunque l'Apu viene promossa in A1 direttamente, Cividale arriva quinta, non da underdog, ma comunque sorprendendo formazioni anche più blasonate. Secondo me questi risultati manifestano come il movimento del basket in Friuli Venezia Giulia stia crescendo veramente di anno dopo anno, e quindi tanti complimenti sia all'Apu che a Cividale, che veramente quest'anno hanno reso onore e portato in alto i colori e il nome di questa regione nel campionato di pallacanestro. Rimanendo in tema Eagles, ieri sono scese in campo le Eagles del futsal. No, c'era il play-out, la gara d'andata del play-out contro il Neugries in Trentino Alto Adige. 4-2 il risultato in favore della squadra di coach Pittini, quindi un bel modo di iniziare questi play-out, mi verrebbe da dire, visto che adesso la gara di ritorno si giocherà sabato prossimo. Cividale ha a disposizione 2 risultati su 3 e può perdere anche, a patto che questo accada, con meno di 2 gol di scarto. E quindi anche qui è veramente una salvezza. Per come era iniziata, no, la stagione, sarebbe qualcosa, non dico un'impresa insomma, ma poco ci Poco ci manca. manca, sì, sì, sì. Diciamo che comunque il fatto di essere riusciti a vincere già in trasferta, essersi portati in vantaggio nella, diciamo, tra andata e ritorno sul campo di Merano, è già un punto molto importante. E l'unico rammarico, se proprio vogliamo mettere i puntini su lei, è che è stato che forse anche il Eagles Futsal meritava anche di vincere con uno scarto maggiore. Però insomma la vittoria intanto ti permette di avere 2 gol di vantaggio, ti permette di avere 2 risultati su 3, e in virtù anche del miglior posizionamento in regular season anche di poter permettere di perdere comunque con un gol di scarto, perché a parità di risultato poi comunque la salvezza sarebbe nelle mani delle Eagles Futsal. Quindi diciamo che anche qua il Palagesteco farà da cornice nuovamente nella giornata di sabato 3 maggio, e anche qui potrebbe arrivare veramente un risultato molto importante, visto la dinamica e il corso di tutta questa stagione, di come è andata. Sì, in chiusura un focus anche sul volley, perché sono giornate di grande movimento in casa CDA Talmassons. Non più tardi di qualche giorno fa sono arrivati 2 nuovi acquisti. Quest'oggi invece sono state annunciate 2 riconferme in vista della prossima stagione, quindi Gannar e Feruglio, che continueranno a far parte della rosa a disposizione di mister Barbieri. Mirko, chiedo a te, che conosci l'ambiente, insomma, di fare un punto su quella che è stata la stagione scorsa di queste 2 giocatrici e insomma quanto è importante ripartire anche da loro in vista della prossima stagione.
Beh, senz'altro è importante, perché comunque avere all'interno della squadra giocatrici che già conoscono l'ambiente comunque può dare quel qualcosa in più rispetto per anche chi poi arriverà nel prossimo anno. Gunnar l'anno scorso diciamo che è entrata spesso dalla panchina, perché davanti a sé aveva 2 giocatrici più esperte, e comunque non ha fatto mancare il suo apporto quando è entrata, e quindi ha dimostrato di essere una giocatrice molto, molto abile, con grandi doti per quanto riguarda il suo ruolo da centrale. Ricordiamo comunque classe 2004, quindi comunque tutta ancora una carriera davanti, e sicuramente quest'anno può essere un passo molto importante, perché comunque, contando anche il campionato di A2, potrebbe ritrovarsi ad essere una delle protagoniste della squadra. Per quanto riguarda Feruglio, anche lei probabilmente il discorso è un po' più ampio, perché comunque parliamo di una ragazza che è cresciuta nel settore giovanile di Talma Sons, è di Talma Sons, quindi ha fatto veramente tutta la carriera fino a questo momento all'interno del club friulano. L'anno scorso è arrivato anche l'esordio in A1, quindi comunque penso che anche, mi metto nei panni della ragazza, continuare questo percorso in Serie A col club con cui sei cresciuta deve essere veramente motivo di orgoglio e di vanto. Quindi altri 2 tasselli fondamentali per la costruzione della rosa di coach Barbieri, che prende mano a mano sempre più forma, e diciamo che appunto la società è ben indirizzata, sa qual è l'obiettivo per la prossima stagione. Chiaramente, come abbiamo visto anche per il basket, ci sarà una competizione enorme, perché sappiamo che poi alla fine vanno su soltanto in 2, e quindi ci si aspetta una grandissima lotta e un grandissimo campionato anche nel mondo della pallavolo per la prossima stagione. Sì, in chiusura torno un attimo a bomba sul calcio, ma solamente per fare un punto su quella che è stata anche la giornata di Serie D di ieri, con le 3 friulane che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato. Quali sono stati i risultati? Il Cerlis Muzzane continua a non vincere, Cerlis Muzzane che sta facendo un po' quello che ha fatto l'Udinese, si è salvata e poi si è seduta e non ha vinto più una partita. Purtroppo la vittoria è sfumata ieri al 93esimo contro l'Este. Era una buona occasione per il Cerlins per provare a guadagnare qualche punto in più in classifica. Così non è stato, perché appunto il match è terminato 1-1. Il Brianlignano, anch'esso salvo, ha perso in maniera anche importante contro il Treviso che, approfittando del pareggio del mezzo passo falso delle Dolomiti Bellunesi, è ancora in corsa per vincere il campionato e sarà decisiva da questo punto di vista l'ultima giornata. E infine il Chions, già retrocesso, che è andato a giocarsi la sua partita contro il Brusaporto, una formazione comunque arcigna tra le protagoniste di questo girone, formazione bergamasca. 3-2 è il risultato finale in favore dei bergamaschi. Ecco, quindi questo è anche il punto per essere completi nel racconto dello sport, del weekend, sì. Nel racconto del weekend. Bene, direi che per oggi abbiamo snocciolato un po' quelle che erano le notizie d'attualità. Tra poco sarà tempo di scendere in campo. Sarà molta attualità tra poco, perché comunque con l'Udinese che gioca come sempre di lunedì, di venerdì, di mercoledì, mai di domenica. Sottolineiamo anche questo aspetto, però dai. Sì, tra poco appunto l'Udinese scenderà in campo. Vi ricordo in chiusura gli appuntamenti di domani, perché andrà in onda l'agenda come sempre alle 15. Sarà poi tempo della Big Band bianconera alle ore 18, quindi rimanete sempre sintonizzati su questi canali. Mirko, ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te Jesse, grazie a tutti. Un saluto a tutti, alla prossima. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Volley, Talma Sons, vola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te.